La procura ha restituito alla famiglia i corpi di Donatella e Pier Matteo Rigoni, due fratelli trovati morti nella loro abitazione di via Faggina, L'Arcella, il 4 marzo scorso. Dopo 24 giorni potranno ricevere la sepoltura. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto nella villetta degli orrori, cosa abbia portato alla lite mortale tra i due fratelli e all'omicidio-suicidio. Difficile risalire al motivo scatenante. Le uniche certezze sono arrivate dall'autopsia. Entrambi i fratelli sono morti dissanguati, una ventina le coltellate sui loro corpi, alla testa e al collo e alcuni colpi di forchetta. Donatella aveva una profonda ferita alla giugulare, Pier Matteo invece aveva coltellate in varie parti, al petto, alle braccia. È morto il giorno dopo della sorella, quindi è rimasto agonizzante per ore vicino al suo cadavere. Si sarebbero colpiti a vicenda, lui avrebbe ucciso la sorella che lo aveva a sua volta colpito e poi si sarebbe autoinferto colpi per togliersi la vita. Pier Matteo in bocca aveva del topicida, l'idea che prevale è che abbia cercato di ingerirlo per morire più rapidamente, anche se non è morto per il veleno, bensì per il dissanguamento. La loro abitazione resta sotto sequestro, la procura non ha tolto i sigilli, quindi non si escludono possibili ulteriori sopralluoghi da parte della squadra mobile. In casa non c'è nessuna impronta, se non quelle riconducibili ai due fratelli, da cui l'esclusione di terze persone coinvolte. Il sangue è solo il loro, anche quello trovato nel muro, con cui si è cercato di scrivere una frase incomprensibile. La porta era chiusa dall'interno. A scoprire i due cadaveri, il terzo fratello, allertato dai vicini di casa, da settimana non sentiva i due e in quartiere qualcuno aveva notato le luci sempre accese e la macchina ferma da giorni. Dopo la morte della madre a dicembre i rapporti tra i fratelli pare si fossero deteriorati, la convivenza tra Donatella e Pier Matteo era diventata insostenibile. Cosa però abbia scatenato il massacro resterà per sempre il loro segreto. Ancora da definire la data del funerale, che si svolgerà con molta probabilità nella chiesa della Santissima Trinità di via Bernardi a L'Arcella.